Sulla scuola forestale, recentemente tornata alla ribalta delle cronache politiche per la proposta di collocarla a Monastir, interviene con una nota Gianfranco Seddone, direttore dell'APAN Sardegna. Cambiano le persone, ma la situazione è sempre la stessa. Gli interessi e i problemi di Nuoro e del Nuorese non vengono seguiti attivamente da parte dei nostri politici, ma vengono trascurati e lasciati in stand-by. È dal 2006, scrive Seddone, che si parla della scuola forestale. Da quell'anno la scelta della regione ha individuato Nuoro con sede nell'ex albergo Esiti nel Monte Ortobene. Nel 2009 la Regione ha deliberato di collocare la scuola nei locali dell'ex comunità montana di Viale Trieste. Nel 2011 invece una legge regionale stabiliva l'ubicazione della scuola nell'ex vivaio forestale di Suppino. La struttura è stata finanziata con 6 milioni di euro. Una sede confermata nel 2015 dal presidente Pigliaru su richiesta del sindaco Bianchi. Il direttore Seddone ricostruisce anche i tentativi di collocare la struttura in altre aree della Sardegna, da Santa Caterina di Pittinuria a Burgos, nei locali della scuola di polizia a cavallo. Queste altalene decisioni di cambi sede, secondo l'APAM, hanno creato pericolose crepe in quel muro di sicurezza. La richiesta del sindaco di Monastir di creare la scuola forestale nella sua città porta a una triste riflessione, scrive il direttore Seddone. Queste richieste non si possono biasimare per il semplice fatto che le incertezze del governo regionale e le decisioni a lungo termine hanno lasciato lo spazio ad altre richieste e pretese che hanno le loro fondamenta nella staticità registrata sino a oggi. La città continua a perdere pezzi, spopolamento nei giovani, diminuzione anagrafica con un calo da 40.000 a 36.000 abitanti, continua diminuzione delle aziende, quasi chiusura della biblioteca assata e il continuo depredamento dei pochi enti rimasti che vengono collocati nella grande area metropolitana. È la debolezza dei politici del Nuorese, conclude il direttore Seddone, che porta la regione a spadroneggiare sul nostro territorio a danno di chi non sa difendersi.